Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking Trieste ospita in Piazza Unità d'Italia la prima edizione del concorso di fashion design Kaleidoscope, pensato per far emergere il talento di giovani artisti provenienti da tutto il mondo. to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ. Il concorso nasce da una costola di Miss Topolini grazie all'agenzia di moda Be Nice, che ha partecipato all'importantissima settimana della moda asiatica a Colombo, in Sri Lanka. Quest'anno l'agenzia ha portato 15 delle più belle modelle e Miss Topolini a sfilare sulle passerelle asiatiche. Kaleidoscope si è basato sulla competizione fra stilisti di moda e design, studenti al quarto e quinto anno superiore. In giuria personaggi importanti, stilisti, fotografi di moda, designer e giornalisti. Sempre a Colombo, nello Sri Lanka, è stato organizzato in parallelo un concorso per giovani stilisti asiatici. I 3 vincitori hanno portato le loro creazioni a Trieste, sul palco di Piazza Unità d'Italia. Per loro hanno sfilato le 16 finaliste Miss Topolini di quest'anno e i mister finalisti. Sono stati selezionati 7 stilisti di tutto il Triveneto grazie ad una giuria tecnica capitanata da Tiziano Picogna, stilista di fama internazionale che per l'occasione ha presentato la sua nuova collezione. Ospite d'eccezione per la serata la ex Miss Italia Susanna Huckstep, che ha sfilato in passerella. Ricchissimi i premi per i 3 vincitori. Il più importante va al primo classificato, uno stage di 2 mesi completamente spesato all'Academy di Design di Colombo, capitale di Sri Lanka. Per tutto questo l'organizzazione ringrazia l'assessore al turismo Paolo Rovis, che ha permesso lo scambio interculturale con Colombo.